La luce blu delle sirene si stagliava tra le strade del Veneto scandendo l'alba di oggi. Ecco le immagini del blitz dei carabinieri contro l''ndrangheta nella nostra regione. 20 le perquisizioni effettuate in tutta Italia, con in particolare Venezia, Treviso, Vicenza e Verona osservate speciali. 7 gli arrestati con il clan della famiglia dei calabresi Multari di Crotone, da 30 anni trasferitasi nel capoluogo scaligero e legata alla cosca di Nicolino Grande Aracri, da anni responsabili di gravi condotte illecite commesse con l'aggravante del metodo mafioso. A tutti, infatti, tra i vari e pesanti reati è stato contestato l'articolo 416 bis del Codice Penale, quello, per intenderci, legato all'associazione a delinquere di stampo mafioso, appunto. Si presentano come imprenditori e quindi trattano a pari con altri imprenditori locali. Una volta entrati nel sistema del soggetto con cui sono venuti a contatto, lentamente da amici e da imprenditori che hanno investito diventano estorsori. Le indagini avviate nel 2017 hanno permesso di ricostruire per la prima volta l'operatività della famiglia criminale calabrese dei Multari in raccordo con imprenditori locali di Lonigo nel Vicentino, 2 nel Padovano e pure 1 nel Veneziano. È il caso del 7° arrestato, l'industriale con cantiere nautico a Quarto d'Altino Francesco Crosera, 53 anni, di Meulo, che per evitare un arbitrato aveva preferito far dare alle fiamme il suo yacht ormeggiato nelle acque di Alghero. Era quello che aveva chiesto l'intervento per risolvere il problema, che non voleva risolvere per le vie legali. Questo è, come sottolineavo prima, un elemento di particolare pericolosità, perché non avevamo finora degli elementi che ci consentissero di dire che nel Veneto vi era un riconoscimento di questa capacità di intervento della criminalità organizzata. Detto questo, però, è anche vero che una volta chiamati gli imprenditori, come dire, oggetto dell'estorsione, hanno parlato, e quindi questo anche significa che l'imprenditoria e l'ambiente è comunque sano, deve solamente essere fermata questa penetrazione, che è innanzitutto una penetrazione economica per poi diventare criminale da parte della criminalità organizzata.